Si è concluso con la consegna delle attestazioni il secondo corso per operatori antiviolenza e gestione di primo intervento e di prima accoglienza, tenutosi presso il Consorzio Universitario Ares di Agrigento. Diversi e tanti coloro che hanno partecipato con interesse al corso, svolto dalla docente Maricetta Tirrito. Tra i presenti all'iniziativa anche l'assessore comunale Roberta Lala, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale della città, con particolare riferimento alle tante iniziative che svolgono al comune in tale direzione. Quindi la presenza dell'ASP con Mariella Di Grigoli, dell'AIDO con la partecipazione della mamma Anna Mallia, che ha perso prematuramente tanti anni fa un figlio e che ha illustrato l'importanza della donazione degli organi e l'azione che svolge l'AIDO nel territorio. Presente anche Rita Monella, nominata responsabile provinciale dell'associazione. È un corso di preparazione per operatori antiviolenza di secondo livello per l'accoglienza diretta delle vittime nell'immediatezza del supporto e dell'emergenza. Agrigento da oggi potrà contare anche su di noi. Io sono onorata di aver avuto la possibilità di fare questo percorso, soprattutto ringrazio particolarmente la mia Presidente nazionale nella persona di Maricetta Tirrito, che mi ha coinvolto in questo progetto particolarmente importante per la nostra provincia, che darà sicuramente i suoi frutti e che coinvolgerà soprattutto tutti e 43 comuni della provincia di Agrigento. Noi ci saremo in ogni comune e porteremo avanti la violenza, cioè la lotta contro la violenza di genere e soprattutto la tutela dei deboli, dei fragili e dei minori. Dottoressa, ci saranno altre iniziative magari in provincia? Ecco, quali sono gli obiettivi anche del vostro lavoro? Ce ne sarà uno a brevissimo a Grotte, un altro ad Aragona, ce ne saranno Porto Empedocle, ce ne sono già previsti diversi. Il nostro obiettivo è quello di creare una rete di sostegno qualificata ed efficiente. Purtroppo mi sono resa conto in questo anno che le denunce sono poche. Perché dico questo? Dico questo a ragion veduta perché proprio la regione siciliana per Agrigento come comune, in base alle associazioni Case Rifugio con cui il comune ha dei protocolli, quindi delle intese, ha dato dei soldi affinché noi potessimo creare un futuro, un inizio per un futuro ad una donna che ha finito il percorso. E mi sono accorta, mettendomi in contatto con queste case rifugio, che le donne che denunciano e fanno percorso sono veramente poche. Quindi questo che vuol dire? Che la violenza è tanta, le denunce sono poche, quindi a maggior ragione che vengano questi corsi, in modo che si possa dare sostegno a chi c'è vicino. Quindi noi dobbiamo, più che altro secondo me, perché non sono addetta al corso, quell'empatia di guardare gli altri, averla in maniera molto più diretta, molto più attenta, perché credo che molte persone abbiano necessità di aiuto, di essere ascoltate e spesso noi non ce ne rendiamo neanche conto perché prese al tran tran delle cose ci allontaniamo da quello che è il rapporto umano.